È ripartita e torna a Chioggia la staffetta Run for Hope. È partita da Vicenza lo scorso 5 aprile, città dove ha sede la Run for Hope Italia Onlus, passando poi nei giorni successivi a Verona, Bassano del Grappa, Cittadella, toccando Belluno, Treviso, Jesolo, perfino a Piazza San Marco a Venezia, fermandosi in 2 tappe a Melle e a Padova per congiungersi temporaneamente ad altre manifestazioni sportive, per poi arrivare domani 10 aprile a Chioggia e tornare nuovamente di corsa verso Rosolina proseguendo il suo percorso. Quest'anno la manifestazione si svolgerà a favore dell'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Ogni anno cambia il beneficiario in modo da poter distribuire a più associazioni possibili i fondi raccolti. Patrocinata dal CONI, si tratta della quinta edizione della manifestazione, la quarta a cui partecipa Chioggia, inserita solo a partire dal secondo anno. Per il Veneto l'organizzazione è affidata a Cristian Zovico Fidal. L'arrivo è previsto giovedì nel tardo pomeriggio a Chioggia, verso le 19 alla Loggia dei Bandi, tappa classica per la manifestazione. Il testimone della staffetta proviene da Piove di Sacco e sarà portato a meta dai Cavalli Marini.